Viso. (17:30), mancano pochi secondi, ricominciamo la nostra edizione straordinaria che ci accompagnerà poi ai telegiornali. Vi ricordo 18:30 Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso e poi ancora fino alle 21, sempre per seguire in diretta l'evoluzione di quello che succede con questa emergenza sanitaria, in particolar modo nella nostra regione. Saluto e ringrazio subito l'assessore alle attività produttive e sviluppo economico della regione del Veneto, Roberto Marcato, che è collegato con noi. Buonasera, ben trovato Marcato. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. È chiaro che il primo commento che dobbiamo chiedere, vabbè, insomma, poi l'andamento anche in questa ulteriore giornata, l'appello di Zaia che tra poco riascolteremo, anche perché vi siano ulteriori restrizioni, perché continuano le passeggiate, poi ci sono i primi controlli nelle aziende con l'obiettivo di arrivare a 100 al giorno, insomma poi tutte cose che riascolteremo tra poco e sono molto importanti. A noi giornalisti ha chiesto anche di non andare ad analizzare i dati leggendo qualche contagio in meno rispetto al giorno prima, dunque una buona notizia, perché in questo momento anche dare buone notizie dà false speranze, non è che poi torniamo tutti fuori di casa, no? Ma Assessore, da lei un commento sul decreto del governo, quindi quello che Roma ha messo in campo, questi 25 miliardi che il Premier Conte dice possano generarne 350. Che dice? Allora, i 10 miliardi dedicati al credito vanno nel verso che noi avevamo individuato e l'abbiamo detto al governo, raccogliendo le istanze delle categorie economiche e poi con una nostra valutazione eravamo e siamo convinti che servano risorse importanti per aumentare le garanzie delle aziende presso le nostre banche in modo tale che le banche possano fare credito. Ovviamente le nostre aziende oggi sono in difficoltà e quindi quel gap di garanzia verrà dato dallo Stato e dalla Regione. Mettere 10 miliardi per questo va bene, questa è un'operazione che andava fatta e io la condivido. C'è un tema però che questa, l'impressione che si ha, non abbiamo ancora, ecco, anche questo è un po' suggestivo, non abbiamo ancora il testo definitivo approvato, ma da una prima lettura quello che si può evincere è che questa è una manovra che va benissimo se noi reputiamo che temporalmente la crisi sia circoscrivibile a 15, 20, 25 giorni. Quindi se è una manovra emergenziale per tamponare i 20 giorni va bene, se invece parliamo di sferzata per l'economia bisogna fare altre cose. Manca da questa manovra, manca per esempio del tutto un drenaggio vero e proprio nei confronti delle nostre aziende, nel sistema economico. Bisognerà pensare per forza di cose a contributi a fondo perduto, perché un'azienda che è in ginocchio tu puoi anche farle credito, ma se questa non riesce a rialzarsi non ha nessun senso nemmeno il credito. E poi c'è il tema delle scadenze. Immaginare che alcune scadenze siano state procrastinate a 4-5 giorni, a fine mese o a settembre ha poco senso, perché in termini temporali non si dà quella capacità proprio tecnica di poter rimettersi in pareggio. Quindi bisognerà immaginare di spostare tutte le scadenze almeno al 30-12. Ecco, queste sono le prime valutazioni. Non è una manovra a medio-lungo termine, è come dire un tampone, visto che adesso va di moda, un tampone per l'emergenza momentanea. Però Assessore, loro hanno già detto che di fatto ci sarà un decreto anche ad aprile, no? Perché di questo sì, io mi fido di tutti, io non faccio polemiche, sono convinto che anche il governo voglia il bene di questo paese. Quando vedremo i decreti approvati con copertura finanziaria io sarò felice. Fino a quel momento continueremo a dire queste cose che sono come dire, le esigenze delle nostre aziende. Senta, mi dà uno sguardo su questo invece, sul fatto che molti imprenditori
contestino il fatto che vi sia il tetto dei 2 milioni di euro per questo intervento, no? Quindi l'azienda che fattura 2 milioni di euro. Quelle che stanno sopra le difficoltà ce le hanno e continueranno ad averle. Poi per carità avranno e hanno già bisogno di aiuti ben più corposi. Su questo vuole dirci qualcosa, perché comunque le nostre PMI sono il tessuto principale delle attività produttive anche in questa regione e il fatturato magari di più, e sono quelli che hanno il calo maggiore e i più dipendenti. Allora, su questo bisogna essere molto chiari. A me dispiace per gli altri, ma oggi le 3 regioni che stanno soffrendo di più in termini sia sociosanitari che economici sono esattamente Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Punto. Su questo non c'è ombra di dubbio. Tutte le iniziative che dovrà fare il governo da qui in avanti dovranno tener conto di questa realtà, e quindi anche le manovre fiscali, economiche e finanziarie dovranno tener conto della tipologia di tessuto produttivo delle regioni da intercettare, che è esattamente quello che diceva lei, per cui una riflessione profonda sul tipo di azienda che noi vogliamo aiutare va fatto assolutamente. Tra l'altro, e non mi stancherò mai di dirlo, rimettere in moto queste 3 aziende, queste 3 regioni, scusi, significa esattamente rimettere in moto l'Italia. Certo. E anche l'Europa dovrebbe capirlo, perché queste 3 regioni sono un polmone anche per l'economia asfittica oggi dell'Europa, e il rischio di recessione è dietro l'angolo. Ecco, sull'Europa credo che la Lagarde abbia dato come dire, la misura di quanto vale oggi l'Europa. Noi l'abbiamo sempre detto che questa Europa così com'era non serviva praticamente a nulla, che serve un'Europa assolutamente sì, ma serve un'Europa autorevole, forte, con una moneta unica sì, ma con una politica finanziaria unica, con una politica dei tassi unica, una politica fiscale unica, insomma un'Europa che possa andare a muso duro quando serve a trattare con gli altri colossi mondiali. Oggi questa Europa ha dimostrato tutta la sua inefficienza. Senta, Assessore, diceva Salvini, poi le faccio una domanda sulla giunta di questa mattina, perché ho visto è seduto lì da ore, immagino, perché insomma, era al computer collegato, no? In giunta che avete fatto. E non mi piace proprio, lo dico. No, ma poi arriviamo a quello. Salvini dice per gli stagionali non c'è nulla in questo decreto, però. Sì, non c'è nulla per i stagionali, ma questo, ripeto, questo è un decreto che contempla un'emergenza. Dopodiché dovremo leggerlo articolo per capire che cosa c'è e che cosa manca. Sono 108 pagine, quindi. Sì, e lì faremo tutte le nostre valutazioni tecniche del caso, e poi noi abbiamo un'interlocuzione giunta, e quindi giunta Presidente Zaia, governo quotidiana. Io adesso raccoglierò tutte le esigenze, le istanze, le richieste di modifica da parte delle sezioni di categoria, e produrremo un documento che poi io consegnerò al Presidente Zaia, e lui lo farà ovviamente arrivare al Presidente Conte. Sì, mancano molte cose, è vero, però ripeto, non abbiamo ancora il testo, e questo è abbastanza suggestivo. D'altronde si immagini che ieri c'erano tutta una serie di scadenze fiscali, e il documento che ti avrebbe dato la possibilità di non pagare le scadenze fiscali è arrivato al pomeriggio, quando tu al mattino avevi già provveduto, perché immagino che i veneti, sappiamo come sono fatti, avevano già espletato le loro funzioni. Sì, anche su questo bisogna essere un po' più dinamici. Senta, Assessore, stamattina quindi giunta, c'è qualche cosa che ci può dire? Tutti in collegamento, videoconferenza, diciamo da casa, via Skype o quello che è? Tutti quanti in videoconferenza, ovviamente. Vabbè, novità, abbiamo approvato il documento che è stato condiviso sabato sera fra le categorie economiche e le parti sociali sulla tutela dei lavoratori. Quindi oggi è stato approvato quel documento, che è stato sottoscritto da tutti all'unanimità, sia parti sociali che categorie economiche. In buona sostanza quel documento dice in maniera chiara e perentoria: o tu sei in grado di far lavorare i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti in assoluta sicurezza, oppure devi chiudere il reparto interessato o l'intera azienda. Questo è uno dei temi che è uscito.
Poi ci sono state varie delibere. No, siamo tutti quanti sul pezzo, ovviamente, perché non si parla d'altro, e abbiamo ben presente di quale sia la portata di tutta questa faccenda. Ogni assessore per le proprie competenze si sta dando da fare, ovviamente. Senta, 60 controlli già ha detto Zaia questa mattina, no? Obiettivo di farne 100 al giorno, parlo dello Spisal che va appunto a verificare quello che lei ha appena detto per consentire, perché se tutto è in regola, a queste aziende di restare aperto. Vuole fare un commento su questo? No, è giusto, nel senso che è inutile che noi facciamo questa guerra al coronavirus costringendo tutti a rimanere a casa, poi magari avere delle situazioni di aziende dove ci sono 500 persone che lavorano in condizioni di non sicurezza con una possibilità di contagio enorme. Non avrebbe nessun significato. Quindi allora o si riesce a lavorare mantenendo le distanze con i presidi sanitari, insomma tutto quello che è previsto dai vari protocolli, oppure lo Spisa certificherà l'impossibilità o anche la non volontà e farà chiudere le aziende. Cioè, purtroppo non c'è, anche se devo dire che sia per esperienza personale ma per tutto quello che arriva anche in assessorato, devo dire che i nostri imprenditori hanno testa e cuore. Cioè non ci sono criminali che fanno lavorare le persone in batteria tenendoli come polli, fregandosene della loro salute. Anche loro si trovano in una situazione difficile da gestire, da governare, e anche qui con una comunicazione continua fra parti sindacali e titolare di azienda, insomma, si possono risolvere molte situazioni. Nessuno di loro vuole il male dell'altro, anche perché, lo sappiamo, le nostre PMI sono fatte dal titolare, dal famoso Paron, che sia in azienda 24 ore al giorno, quindi sarebbe anche, come dire, sciocco immaginare anche per lui di non lavorare in un ambiente sereno e salubre. Senta, Assessore, mi dice una cosa, perché lei è padovano, ha ricoperto appunto incarichi di alto livello anche alla provincia. Ha visto, no? Noi abbiamo mostrato le immagini dei padovani, dei loro argini, no? Area che amano tantissimo, però comunque ancora in tanti ad andare a camminare, correre o passeggiare o andare in bicicletta, ecco, sugli argini. Su questo vuole lanciare un appello, perché poi siamo straordinari. Oggi abbiamo imparato che possiamo cenare con gli amici, nonostante tutto, ma lo possiamo fare da casa, come stiamo facendo io e lei in questo momento. Potremo farci l'aperitivo, ma farlo via WhatsApp, video, oppure via Skype, eccetera, eccetera. Quindi i ragazzi si organizzano così, riescono a fare le chiamate in 4 e si fanno l'aperitivo insieme, ma ognuno a casa propria. Però continuano ancora a prendersi l'ora d'aria con rischi, no? Abbiamo ben visto. Allora, guardi, le dico, cercando di rimanere calmo, le dico esattamente quello che penso. Io di rimanere a casa non ce la faccio più. Io come tantissimi altri. Di vedere i propri cari, i propri amici, i propri affetti attraverso WhatsApp è devastante. Andare giù in giardino, prendere la boccata d'aria e ritornare poi in casa per fare le videoconferenze non mi piace assolutamente. Per me il contatto umano è la cosa principale. Lo faccio assieme ad altri milioni di persone perché dobbiamo vincere questo coronavirus. Ma il pensiero che la mia carcerazione possa durare un giorno in più, anche un'ora in più, perché un idiota patentato con la sua biciclettina del Menga debba andare assieme al pompare, all'amorosa, al nipote, all'amico di ombre a fare la passeggiata sull'argine, oppure, come abbiamo visto oggi, addirittura 2 persone che erano in quarantena viaggiavano in macchina. Ecco, pensare che io devo rimanere a casa un'ora in più, o peggio ancora, perché dobbiamo pensare a chi oggi è in un letto di ospedale, che quei letti si riempiranno a causa di questi idioti, io vado fuori di testa. Quindi l'appello che faccio è questo. Cari idioti, siccome parliamo di idioti e non avete un cervello, eseguite gli ordini. Per una volta non pensate, perché il vostro pensiero è distruttivo. Non pensate, ed è anche autodistruttivo. Non pensate, eseguite gli ordini e rimanete a casa. Tanto idioti siete quando andate in bici, idioti siete quando state a casa. Non cambia nulla per voi. Anche per la percezione della realtà per un idiota è ridotta ai minimi termini. Quindi rimanete a casa, perché costringete persone per bene a farci un giorno, 2, 3, 4 in più a casa, oppure, ed è la cosa più importante, a riempire quei maledetti letti
dove noi andiamo a portare i malati di coronavirus. Esattamente. Va bene, allora Assessore, poi questo messaggio direi che sarebbe appunto da veicolare, poi lo diciamo appunto anche per i telegiornali nelle nostre prossime edizioni. Le risparmio una citazione da Hegel che vedo dietro di lei nel libro, no? Il rapporto tra libertà, natura, mente, psicologia, a volte contrastanti, libertà appunto. Va bene, grazie davvero e buon lavoro all'assessore Roberto Marcato. Grazie, in bocca al lupo a tutti i veneti. Crepi il lupo, grazie anche a lei, arrivederci Assessore, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Allora, era Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, adesso vediamo poi altri aggiornamenti anche grazie ad ulteriori collegamenti. C'è sicuramente uno degli aspetti che molti vorrebbero probabilmente mettere in campo è quello del congedo parentale straordinario, cioè in questo momento i bambini sono a casa, noi dobbiamo lavorare, uno dei due genitori deve stare a casa. Ecco, anche su questo si cerca, e appena scopriremo qualcosa di più anche per aiutarvi, faremo degli approfondimenti insieme al CAF, quindi questo è uno degli aspetti che certamente interessa di più quanti sono a casa. Ecco, c'era, vediamo se la trovo al volo, una delle bufale che poi vi voglio smentire ulteriori, insomma, delle giornate di oggi, ma poi ve la faccio vedere appena è pronta, perché era il dimezzamento delle pensioni. Ecco, una delle cose che negli ultimi giorni più circolava era addirittura, siccome devono stanziare 25 miliardi, le pensioni di aprile saranno dimezzate. Ecco, sappiate, lo diciamo poi soprattutto al nostro pubblico e a quanti magari possono seguirci, anche se ci sono tantissimi giovani, ditelo ai nonni, non c'è nessuna misura di questo tipo, ecco, non facciamo girare stupidaggini che poi possono impensierire ulteriormente i nostri pensionati. Allora, i punti salienti della conferenza stampa di Luca Zaia di questa mattina, il governatore del Veneto, riascoltiamoli. Allora, vi confermo che noi continuiamo con la politica dei tamponi. Mi fa piacere che la voce autorevole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, ieri sera abbia detto test, 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 esattamente 3 volte lo ha detto, il che vuol dire tamponi, tamponi, tamponi. Mi spiace che il mondo scientifico si spacchi a metà su qualcosa che non dovrebbe neanche farci perdere tempo. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi, penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite, visto e considerato che se becchiamo un paziente, un individuo, un cittadino asintomatico positivo, evitiamo il contagio di altri 10 cittadini. Questo rientra nella logica dei numeri, dei crudi numeri. Ai cittadini chiedo di continuare l'isolamento, chiedo ancora di continuare con il rispetto delle regole, delle distanze, di tutto quello che voi sapete. Vi dico che siamo addirittura d'arrivo anche per presentarvi un dispositivo di protezione individuale. Vi dico anche che voglio ringraziare tutti quei lavoratori, e penso oggi di ringraziare tutti gli operatori dei supermercati, coloro che vanno a lavorare e sono quelli che hanno tra i tanti, non finirò mai di ringraziare il mondo della sanità, ma pensate anche ai tanti lavoratori che mi scrivono dei supermercati e mi dicono ogni tanto ricordatevi di noi. Grazie, grazie di cuore, perché quella è un'attività essenziale, non possiamo tenere chiusi quei negozi e mi rendo conto che molti cittadini hanno ancora difficoltà a mettersi in sicurezza. Ai cittadini dico di non abbassare la guardia, lo ripeto, di restare a casa e di non preventivare, visto le belle giornate, passeggiate, e farò anche in modo di fare in modo che le uscite non si possano fare. Siamo partiti con i controlli nelle aziende tramite le Spisal, abbiamo iniziato da lunedì e dando disposizioni lunedì. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. I loro rappresentanti hanno firmato un accordo a livello nazionale, noi non possiamo disporre la chiusura delle aziende, però è pur vero che possiamo disporre i controlli, quindi per quello che ci compete
i nostri controllori delle Spisal hanno disposizioni H24 di controllare le aziende dove abbiamo, partendo dalle grandi aziende ma arrivando anche alle piccole, per verificare che ci siano i dispositivi, quindi le mascherine e i gel disinfettanti e ovviamente le distanze di sicurezza evitando gli assembramenti. Questa è una strategia che portiamo avanti, quindi considerate che siamo appena partiti, penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno, vuol dire che facciamo un migliaio di aziende in 10 giorni, il che comincia a diventare molto, come si può dire, presente anche questa azione di controllo. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Non abbiamo altro da aggiungere su questo fronte. Vi dico anche che il richiamo, voi sapete che noi ci siamo battuti per una norma importante che è stata quella del richiamo dei medici, e do parola all'assessore Lanzarin. Il richiamo dei medici anche pensionati ha fruttato dei numeri. Prego Assessore. Voi sapete che noi avevamo fatto una prima già autorizzazione a tutte le aziende di deroga alle assunzioni che aveva dato 525 richieste suddivise tra medici, infermieri, OS, laboratori e quant'altro, e su queste 525 persone sono già state assunte una buona parte, quindi sono già entrate all'interno delle aziende sanitarie ed erano in deroga rispetto alla prima settimana. Dopo, a seguito di quelli che sono stati i provvedimenti del governo che hanno quindi ampliato la possibilità, ossia l'utilizzo di pensionati, l'utilizzo appunto dei specializzandi anche non in graduatoria, perché noi utilizzavamo specializzandi solo in graduatoria con le norme che avevamo prima, mentre i nuovi decreti hanno previsto quindi l'utilizzo dei pensionati, l'utilizzo di specializzandi negli ultimi anni non in graduatoria e anche voi lo sapete, insomma, il fatto di poter assumere i medici laureati e abilitati ma non con la specializzazione, che è stata una grande possibilità, voi sapete, in memoria insomma delle famose delibere di agosto. Oggi l'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Poi vediamo la specifica, quindi non vi do le singole, insomma, categorie. Il totale di operatori, medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato dall'Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato con CRIT e quant'altro, quindi 525 autorizzati, 486 con questo nuovo bando che le aziende stanno assumendo. Grazie. 1 migliaio di persone in più nella sanità e sono medici e operatori. Questo vi dà anche una dimensione del sacrificio che è stato chiesto a questa comunità. Vi dico poi un'ultima considerazione che ci tengo a farla. C'è tanto dibattito su coloro che risiedono fuori casa e vengono nelle case di villeggiatura, e vedo che molti colleghi dicono anche a tanti veneti: tornatene in Veneto perché qui è bene che tu non stia. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura, che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere, a meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago piuttosto che a Jesolo o in Polesine o il lago di Garda o da qualche altra parte che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Rispetto al dispositivo che lei dice presto avremo un dispositivo delle mascherine pronte, da dove verranno reperiti questi? Allora, guardate, noi stiamo già acquistando su estero.
c'è l'azienda Zero con delle persone che raccolgono tutte le offerte, fanno scouting a livello internazionale. Guardate, quando parliamo di mascherine, lo dico a quelle, ormai sono spariti tutti dalla circolazione, ma all'inizio c'erano i fenomeni, no? I premi Nobel incompresi, quelli che andavano in giro a dire ma il Veneto non ha le mascherine perché non le ha comprate. Magari fosse così, mascherine non ce ne sono, c'è il mondo in crisi. Noi abbiamo notizie degli Stati Uniti che chiedono su Cina 1 miliardo di mascherine. Allora noi abbiamo almeno 2,5 milioni già contrattualizzati di mascherine che arrivano, ma guardate, non c'è da fare i salti di gioia, noi abbiamo 50.000 dipendenti, più case di riposo, altre robe, cioè solo l'aspetto clinico e paraclinico, medico e paramedico, diciamo, attorno agli ospedali, penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, ma proprio per non sprecare tanto in un momento di emergenza come questo. Abbiamo dei buoni contatti in questo momento, sto parlando sempre di materiale medicale, abbiamo dei buoni contatti che forse riusciamo a intercettare, perché poi qua è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, si intercetta qualcosa che gira sopra di noi a livello internazionale, ogni tanto c'è qualche container che cambia direzione, perché poi vengono negoziate queste cose, come li hanno fregati a noi e qualcun altro, in qualche altra occasione siamo più felici. Non è che li portiamo via a qualcuno, perché sarebbe sgradevole e poco etico. Ci vengono fatte offerte, immaginiamo che ci sia del materiale che gira e purtroppo dobbiamo difenderci anche dagli speculatori che sono i più infami in questo momento. Abbiamo mascherine che vengono offerte a 5 euro all'una, quella che sta indossando lei ci viene offerta a 5 euro da alcuni speculatori e ne vale penso meno della metà a farla grande. Pagata 10, ecco. Questa è la situazione. E pensi che quella mascherina forse deve cambiare 2 o 3 volte al giorno. Bene, detto questo, poi abbiamo in animo, avete visto che è passata la norma, sembra, perché ancora il decreto finale non ce l'abbiamo, sembra sia passata la norma per i dispositivi di protezione, così sono stati chiamati, così abbiamo voluto anche noi questo inquadramento, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da metterci insomma davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotti in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Forse anche quelle che usate voi dal colore forse sono made in Veneto. E poi sapete, appunto quello che aveva annunciato per primo proprio qui ad Antenna 3 il governatore, una produzione di circa 2,5 milioni, una stampa quotidiana di 2,5 milioni di mascherine, nella quale sarebbe coinvolta l'azienda Grafica Veneta, però finché non c'è l'ufficialità stanno facendo i test sui primi prototipi, non possiamo dire nulla di più, attendiamo. Cinzia, controllare le case di riposo, adesso vediamo proprio un servizio da Merlara anche dopo i casi purtroppo di decesso in quelle case di riposo. Passate a Pordenone, ci scrive Serena, ci sono dipendenti idraulici e elettricisti che poverini cui non forniscono precauzioni anche se le vorrebbero utilizzare. Il problema, l'avete sentito, è proprio questo. Anche io, dice Fiorella, ho preso il caffè con i miei amici, io a casa mia, loro a casa loro, nella giornata di ieri. Flash, brevissimo aggiornamento dal computer. Italo, ti chiedo, guardate chi si rivede oggi. Io sono ancora in isolamento a casa, in assistenza domiciliare, ho avuto un paio di giorni di febbre alta, ora sto un po' meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo. Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo in questo momento. Grazie alla squadra della Regione, nel Lazio stiamo costruendo e va avanti il rafforzamento della rete per essere pronti a ogni evenienza. Abbiamo iniziato con... E adesso, ecco, vabbè, possiamo sfumare Italo anche perché ora spiega tutto il piano che è simile a quello del Veneto, cioè quindi ora Zingaretti è il governatore, segretario del PD nazionale e governatore del Lazio, spiega appunto come siano state rafforzate tutta una serie di strutture, proprio come ha fatto il Veneto. Andiamo a Merlara, il caso della struttura
di riposo per anziani, dove ora viene effettuato il tampone a tutti dopo i decessi. Vediamo. Servono dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti, altrimenti nessuno è disposto a venire ad aiutarci. L'appello arriva direttamente dal sindaco di Merlara, Claudio Corradin, anche lei in isolamento precauzionale. La situazione all'interno della casa di riposo Scarmignan, che si trova nel piccolo comune della Bassa Padovana, è sempre più al limite. I tamponi vengono ripetuti agli ospiti e agli operatori e proprio ieri un altro dipendente è risultato positivo. I contagiati tra gli operatori salgono così a 24 su 43, mentre il numero degli ospiti contagiati dal coronavirus è stabile a 63. 3 anziani sono ricoverati, gli altri si trovano ancora all'interno della struttura ma hanno bisogno di assistenza continua. Molti non sono autosufficienti e i 19 operatori rimasti stanno svolgendo da giorni turni massacranti senza sosta. Al momento sono arrivati 3 volontari, ma nessuno è disposto a lavorare senza le adeguate protezioni. Mascherine e guanti scarseggiano e il sindaco ha chiesto che vengano forniti al più presto. Nelle scorse ore il primo cittadino ha ricevuto anche le telefonate del governatore Luca Zaia e dell'assessore regionale Lanzarin, che hanno assicurato massimo impegno. Quello di Merlara, per numero di contagi, lo ricordiamo, anche il vice sindaco Migliorin è positivo, è uno dei focolai più grandi della provincia di Padova. Anche il sindaco Corradin oggi si è sottoposta ad un nuovo tampone. Allora, così da Padova con Francesco Ratai, saluto e ringrazio il sindaco di Treviso Mario Conte, che è già collegato con noi. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Posso chiederle di pazientare pochi secondi, abbiamo un break pubblicitario, perché poi insieme diamo una notizia che riguarda il comune di Treviso, giusto? Perfetto. Grazie sindaco, a tra poco, ci rivediamo con gli aggiornamenti. Allora 18:03, torniamo in diretta anche perché c'è un aggiornamento di pochi istanti fa. Gli organi ufficiali della regione. Per quanto riguarda i contagi, il numero è considerevole perché saliamo a 2.923. In Regione Veneto i contagiati da coronavirus 2.923. Pensate, più 219 da questa mattina. Evidentemente sappiamo anche perché l'obiettivo è quello di arrivare a fare 11.300 tamponi al giorno, quindi evidentemente aumentando questo ritmo ci accorgeremo di più contagi. Molti di questi sono asintomatici, quindi saranno messi in sicurezza, però purtroppo questo è il dato. 2.923 in Veneto, più 219 solo da stamattina. Italo, se riusciamo ad aggiornare anche il titolo poi... Ecco, grazie mille. E il numero delle vittime sale ancora a 89, il totale nella regione Veneto, e sono 1 all'azienda ospedaliera di Padova, 2 ospedale di Conegliano, purtroppo, una vittima all'ospedale di Mestre, cioè come aggiornamento 2 all'ospedale di Schiavonia, 1 all'ospedale Sant'Orso, 1 all'ospedale di Asiago, 1 Sacro Cuore a Negrar, sì, quindi più 9 addirittura rispetto all'ultima rilevazione di questa mattina. Da 80 siamo saliti a 89 decessi. Va bene, poi ne parleremo anche diffusamente nel corso dei nostri telegiornali, ve lo ricordo, a partire dalle 18:30. Torniamo a collegarci con il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ecco, sindaco, nella sua provincia, però ecco, questo è bene precisare, 543 casi più 41 rispetto a questa mattina. Ecco, non è comune di Treviso, ma è provincia. Ecco, questo volevo precisare. Abbiamo una novità con lei, che cosa? Sì, da un punto di vista dei servizi, in particolare i parcheggi che oggi sono a pagamento in centro storico, domani firmerò l'ordinanza per renderli gratuiti per i residenti e per tutto il personale che opera in ambito sanitario. Eccezione fatta di 3 piazze che saranno Piazza Vittoria, Piazza Duomo e Piazza Matteotti, che invece rimarranno a pagamento per consentire la rotazione e per le persone che
vengano in città per lavoro, perché molti stalli di quelli gratuiti verranno poi occupati dai residenti, però siccome stiamo chiedendo un sacrificio oggi ai nostri cittadini di rimanere a casa e quindi molte volte rimangono a casa anche con la doppia auto, credo che sia giusto in questo momento dare la possibilità di parcheggiare senza avere ulteriori oneri da un punto di vista delle spese, che sono già tante, e soprattutto a fronte delle entrate che magari rischiano anche di saltare. Quindi metteremo in campo anche questa iniziativa. Sono tutti piccoli o grandi sforzi che le amministrazioni stanno facendo per andare incontro alle esigenze dei cittadini, perché consapevoli che stiamo chiedendo tanto e quindi disponibili anche a fare la nostra parte. Ho un aggiornamento anche dal vicino Friuli Venezia Giulia, adesso aspetti che verifico perché è arrivato un nuovo aggiornamento dalla regione, ma mi sembra sia lo stesso, sì, non ci sono cambiamenti. Scusi Sindaco, eccolo qua. Regione Friuli Venezia Giulia che ci segue, quindi il vicino Friuli Venezia Giulia è arrivato a 38 in più rispetto a ieri il numero delle persone decedute in Friuli Venezia Giulia a causa di coronavirus e pluripatologie, precisano, perché quel che riguarda i casi di positività 394, quindi in Friuli Venezia Giulia 394 contagi, 30 vittime, un numero anche lì considerevole. Cosa Sindaco? No, Direttore, volevo dire una cosa, perché prima ho sentito anche dell'intervista dell'assessore Marcato e giustamente anche lei prima accennava ai casi asintomatici che non destano particolari preoccupazioni per la salute delle persone che hanno in sé il virus in forma asintomatica, ma quelle persone poi sono coloro che contribuiscono alla diffusione del virus. Da qui la decisione presa dell'isolamento della comunità, ecco perché i nostri innumerevoli appelli a rinunciare anche alla corsa in restiera piuttosto che sulle mura, piuttosto che sullo Stiglia, piuttosto che uscire con le famiglie dal parco, non perché vogliamo fare un dispetto, ma perché molte volte il virus è dentro di noi e non si manifesta, ma attraverso la nostra vita quotidiana andiamo a diffonderlo in persone che poi possono avere anche gravi ripercussioni dal punto di vista della salute, essere costretti magari a essere ricoverati o peggio ancora alla terapia intensiva. Per questo noi dobbiamo stringere i denti ed evitare, limitare al massimo le uscite dalle nostre case. Quando diciamo alla gente non andate 3 volte al giorno al supermercato, perché il rischio è sia di essere contagiati ma anche quello di contagiare senza nemmeno saperlo. Quindi è fondamentale il contributo di tutti in questa fase. Le immagini della Lombardia le vediamo tutti e la Lombardia non è distante da noi. Oggi in Veneto abbiamo un sistema sanitario che ancora regge perché la crescita, che però è costante, è abbastanza controllata. Però non dobbiamo sottovalutare la questione, cioè i contagi sono in continuo e inesorabile aumento, così come le vittime, così come le persone in terapia intensiva, seppur oggi essendo con numeri ancora gestibili. 177, ecco Sindaco, visto che lei ha toccato questo nodo fondamentale, perché abbiamo detto stiamo espandendo i posti di terapia intensiva fino almeno a 800 nella nostra regione, 177 persone sono in terapia intensiva in questo momento. Soggetti in isolamento domiciliari, positivi più contatti eccetera eccetera, 8.658 nella nostra regione. Comunque vi ricordo che attualmente i contagiati tampone positivo 2.923. Senta Sindaco, e c'è anche la sanificazione, disinfezione, pulizia, come la vogliamo definire, no? Un accordo che avete trovato credo con Contarina nelle scorse ore? Sì, anche qui io lancio un appello ai cittadini: non parta la rincorsa alla sanifica la mia strada, la mia sì, la tua no, la mia sì, la mia no. Allora sono stati identificati dei siti particolarmente sensibili, perché è impensabile di poter sanificare a tappeto il 100% del territorio, di questo dobbiamo essere consapevoli. Non ci sono strade di serie A e di serie B, ci sono dei siti particolarmente sensibili, che sono i siti che in questo periodo sono quelli con maggiore affluenza
comunque al di là delle misure restrittive, che sono le farmacie, i supermercati, la stazione dei treni, delle corriere, le zone limitrofe intorno all'ospedale. Quindi non partiamo poi con la richiesta sanificate la mia via, sanificate la mia piazza, perché verranno sanificate quei siti che in accordo con l'azienda sanitaria sono quelli a maggior rischio, cioè non buttiamo cioè quelli via che si possono frequentare, no? Diciamo, tra l'altro, esatto. chiaro? No, ma l'appello lo faccio perché è già cominciata la richiesta, il tam tam, anche la mia via, la mia via, la mia via. Non verranno fatte le vie a caso, sarà un lavoro fatto in modo assolutamente scientifico, allora, a dove sono ubicati i siti e in base alla frequentazione delle persone. Sindaco, lei non lo vuole dire, lo so, lo immagino, anche perché risponde a una popolazione, a una cittadinanza che le chiede molto, e abbiamo già visto appunto da quanto ho detto questa cosa. Allora, anche la sanificazione, cito anche le parole per esempio del sindaco di Gorizia, oggi in diretta con noi a Trieste, allora è una cosa che ha un significato fino a un certo punto, perché sennò veramente dobbiamo pensare che poi le scarpe, l'asfalto eccetera eccetera, quando hai buona norma di igiene, pulire, lasciare le scarpe fuori, non camminarci in casa, e questo lo sappiamo bene. Ma questa stessa sanificazione ha un senso fino a un certo punto, adesso la facciamo anche perché ci fa stare più tranquilli, ma per esempio che appunto una persona positiva, senza saperlo, vada e tocchi dopo aver magari starnutito la maniglia, un tipo di maniglia, ecco, lì ha un senso, no? Più di altre senz'altro, però è anche una gigantesca psicosi, definiamola così, una rincorsa alla sanificazione quando ha un senso fino a un certo punto, quindi ecco, quando usano determinati reagenti, mettiamola così, o disinfettanti pesanti in Cina, è un mondo diverso rispetto al nostro. Sindaco, poi immagino lei risponde ai cittadini, glielo chiedono e quindi comunque... No, ma a noi non interessano azioni clamorose semplicemente per mettere, per far vedere che stiamo facendo qualcosa e rendere tranquilli i nostri cittadini. Noi vogliamo agire concretamente per mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Con l'azienda sanitaria abbiamo deciso e abbiamo valutato che la sanificazione è opportuna soltanto in alcuni ambiti, perché in altri ambiti significa far perdere tempo alle persone che lavorano e sottoporli tra l'altro a inutili fatiche che potrebbero destinare ad altro, e buttiamo via anche soldi pubblici, questo dobbiamo dirlo. E quindi destiniamo quelle risorse, quel tempo e quel lavoro nelle aree che ci vengono indicate, quindi verranno sanificate le zone attorno ai supermercati, alle farmacie, agli ospedali, alla stazione, dove anche in questo periodo che c'è uno dei picchi più alti del contagio, la gente comunque lo frequenta per questioni lavorative, per questioni di esigenze. Sindaco, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. Mario Conte, sindaco di Treviso, grazie, era in diretta con noi. Dunque, avevamo detto, e ora ovviamente me lo sono anche già scordato, Anna, cosa avevamo detto di mandare? Scusate, perché ovviamente... Ah sì, esatto, grazie. Allora, lo sfogo, diciamo, definiamolo così, di una commessa di un supermercato che così parla ai nostri microfoni. Quello che vediamo tutti noi che lavoriamo è tanta gente che viene a fare la spesa non per necessità, ma per usare come scusa per uscire di casa. Vengono in supermercato, anche oggi abbiamo visto gente non con carrelli, ma con il cestino, quello rosso a manico, dove dentro c'erano 3 cose e girano il negozio per passare il tempo al cellulare. Tanti anziani, tantissimi anziani, tanti bambini oggi, quindi ci siamo chiesti fra di noi se la quarantena era già finita, quello che ci stiamo chiedendo noi. E noi che lavoriamo siamo anche psicologicamente a terra, perché noi andiamo a lavoro tutti i giorni per garantire un servizio e ci ritroviamo che poi non c'è nessun rispetto, nessuna attenzione verso chi lavora. Stati dotati dei dispositivi di sicurezza? Sì, noi abbiamo le mascherine, noi abbiamo i guanti, sono state messe le segnaletiche per terra, però la gente continuamente deve ripetere, c'è chi si offende di mantenere la distanza. È successo anche all'ingresso con tanto di guardia, ci prendono in giro e questa è una cosa gravissima e qui la gente si deve mettere veramente la mano sulla coscienza, perché noi i nostri clienti li conosciamo,
la coppia che scende dalla macchina si divide e si prende 2 carrelli per entrare in supermercato, e all'interno del supermercato fanno la spesa insieme, e all'entrata dicono che non sono sposati. Quando noi i nostri clienti li conosciamo bene, chiediamo veramente di mettersi una mano sulla coscienza. Allora, torniamo in diretta, così mancano pochissimi istanti alla chiusura di questa parte della straordinaria, alle 18:30 di nuovo in onda con degli aggiornamenti. Voglio andare velocissimo, se può, attenzione Angelo, ecco, sistemare un po' l'inquadratura. Grazie davvero per essere con noi, Angelo Nespolo, buonasera, ben trovato. Buonasera direttore, io sono uno dei numerosi genitori che si trovano ad avere all'estero, nella fattispecie nostra in Spagna, a Madrid, quindi una zona molto calda, i ragazzi nel programma di mobilità Erasmus. Cioè sua figlia, giusto Angelo, dico bene, sua figlia è in Erasmus a Madrid? A Madrid. Da quanti mesi? Dall'inizio di gennaio. Come diversi altri genitori ci stiamo muovendo da una settimana circa con il MIUR, Ministero dell'Istruzione, con l'ambasciata di Madrid, nella fattispecie, con il Ministero anche degli Esteri, i quali stanno facendo un ottimo lavoro, però ci teniamo a ribadire che questi ragazzi vivono praticamente confinati nelle loro camerette. Gli studenti in Erasmus sono all'estero all'interno di un programma di mobilità che non può essere assolutamente abbandonato se non su indicazioni degli atenei. Quindi loro sono stati fermi nei primi giorni anche per questo, e non si sono nemmeno poi mossi in autonomia, anche per una scelta di responsabilità, cioè di attendere le indicazioni delle università perché i loro spostamenti avrebbero aumentato il pericolo di contagio. Quindi ci troviamo in questa condizione e auspichiamo il rientro il prima possibile. Devo dire che abbiamo una serie interminabile di mail e di telefonate, e oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio, un'ora fa, praticamente l'ambasciata di Madrid ci ha comunicato che ambasciata e unità di crisi sono al lavoro per valutare il ripristino di un volo commerciale tra Madrid e l'Italia. Ecco, noi sinceramente sappiamo che si stanno dando da fare al massimo, siamo fiduciosi senz'altro nello Stato e auspichiamo, speranzosi, il rientro prima possibile dei nostri ragazzi. Di quanti ragazzi ha detto che parliamo per la sola Madrid? Guardi, nella sola Madrid non so esattamente darle il numero, posso dirle che in Spagna sono, mi diceva l'ambasciatrice a Madrid oggi nel primo pomeriggio, sono più di 1 migliaio. Ecco. A Madrid, tra l'altro, di tutta Italia. Aspetti Nespolo, perché se la vediamo un po' troppo, se riesce a inquadrarsi un po' meglio, ecco, grazie, non con la luce dietro, la prego, così la vediamo meglio. Perfetto, grande, così va benissimo. 1000 persone, 1000 ragazzi da tutta Italia, solo in Spagna? Certamente, certamente. Questa è l'informazione che mi ha dato l'ambasciata a Madrid, ambasciata d'Italia a Madrid. E quindi potrebbe esserci una svolta, da quello che abbiamo capito dalle sue parole. Speriamo. Poi le dico una cosa, alcuni di noi genitori, anch'io personalmente, ci siamo mossi un po' anche autonomamente. Io per esempio ho prenotato una nave domani sera, una grande nave veloce che parte da Barcellona e arriverebbe a Genova. Il problema qual è? Che per esempio la Renfe, ossia le ferrovie dello Stato spagnole, da questa sera hanno bloccato tutti i treni in tutta la Spagna. Quindi c'è una difficoltà enorme e a questo punto, ripeto, ci affidiamo allo Stato, ci affidiamo in particolar modo alla Farnesina. Sappiamo che hanno attivato da ieri ad oggi 7 voli di rientro dalle Canarie, e giustamente, per l'amor di Dio, è gente che probabilmente lì non poteva rimanere, eccetera. Auspichiamo anche che anche i nostri ragazzi possano essere fatti rientrare il prima possibile. Lei ha visto il ministro delle infrastrutture De Micheli, che oggi ha firmato il decreto, cioè chi rientra in Italia, appunto per quelli che possono, per esempio quelli che ha citato lei adesso delle Canarie, devono stare in quarantena, in isolamento 14 giorni, no? Quindi però insomma, certo che la vuole in isolamento, l'importante è che sua figlia torni a casa, insomma, perché la vostra apprensione, no? Certo, esatto, tutti i nostri ragazzi.
Quindi lei ha prenotato questa nave che ora non può più utilizzare e facendo cosa? Una colletta, perché immagino, no, tra tutti i genitori? No, io ho prenotato nel mio caso, altri si sono mossi con dei voli, per esempio verso Monaco, verso altre località, ma so per certo che alcuni di questi ragazzi sono bloccati all'estero, perché poi a loro volta in questi aeroporti hanno trovato altri tipi di difficoltà. Quindi di fronte a questo io per esempio ho preso il biglietto della nave solo così per una sicurezza in più, ma difficilmente riuscirei a farle raggiungere Barcellona. Quindi diciamo che la maggioranza di noi ha piena fiducia, totale fiducia, e siamo veramente speranzosi che il Ministero riesca a farli rientrare con questi voli all'Italia. Angelo, le facciamo un grande in bocca al lupo, dobbiamo chiudere, lei ci aggiorni però, va bene? Ci dica poi quali novità, noi siamo a disposizione, va bene? Ringrazio moltissimo anche da parte degli altri genitori, buonasera. A tutti un grande abbraccio, grazie ad Angelo Nespolo, come avete capito il capofila di questi genitori che in Italia si stanno mobilitando per far rientrare per esempio dalla Spagna tutti i nostri ragazzi. Chiudiamo, ci vediamo tra pochissimo con l'edizione veneta del nostro telegiornale, grazie.